arrivare molte canottata. E che ve la saro? Pss, piccerita, ma non canisce a trovare, siamo no? Crescendo io intesi che molti arrivavano notte tempo una volta l'anno e ce lasciavano gialli per tutti i piccoli della famiglia. La pistola per i mascolini e la bambolicchia per i femminili. Ora, noi eravamo mascoli e quindi il bambolo non ne vittimo mai. Ma manco vittimo pistole. A mamma e papà non volevano che facessimo a casa, manco chi di giocattolo, manco chi di ad acqua. Però trovavamo sempre ogni mattina prima un bello canniscio al centro della tavola, chino di cioccolata, chino di scaccio e soprattutto chi picciola mucciata a qualche banna. E noi ce ne sentivamo ricchi, perché cominciavamo a pigliare picciole primoite insieme a Natale e ne chiamavamo i sacchietti. Che però queste picciole poi venivano subito, manco tempo di arrivare al Capodanno. E in Sicilia c'era pure un altro tipo di cannisso, un cannisso razzita. Si dice che la famiglia Ruzzito si presentava a casa della famiglia Razzita con un bello cannisso chino di frutta maittorana di tutti i colori, a scaccio di chino di prima qualità e una nedda mucciato da rincia. Era un anello di zitamento per fare le cose ufficiali. Si dice pure però che tante di queste coppie erano appattate, erano combinate e quindi queste coppie per come si accoppiarono a un certo punto scoppiarono. E forse è per questo che a qualcuno ci viene naturale dire ma come mi si rimuovete?